Ok, buongiorno Chiesa, buona domenica. È sempre un piacere essere qui, ci scusiamo per il lieve ritardo per chi ci sta seguendo da casa. E che dire, ho un versetto che ho letto durante questa settimana che vorrei condividere qui con voi, che si trova in Salmi 66,16, in cui sta scritto: venite e ascoltate, voi tutti che temete Dio, io vi racconterò quel che ha fatto per l'anima mia. Bellissimo, bellissimo versetto questo. Venite e ascoltate, un invito a tutti quelli che temono Dio, un invito ai nostri fratelli, un invito a tutte le persone alla quale noi vogliamo bene, un invito ai nostri familiari, ai nostri amici. Perciò vorrei iniziare questo momento di lode e adorazione con questa ottica dell'invito. Guarda la persona al tuo fianco, dietro di te, davanti a te. Wow, non la vedo da una settimana, non la vedo da più tempo, perciò adesso alziamoci in piedi, prendiamo 2 minuti per salutare le persone intorno a noi, per poter dire: Dio ti benedica, vieni insieme a me, lodiamo insieme il Signore, ok? Amen. Amen. In Salmi 22:28 dice: poiché all'Eterno appartiene il regno ed Egli signoreggia sulle nazioni, grande è la sua bontà. Lui è qui in mezzo a noi. Non so come avete passato la vostra settimana, sicuramente avete avuto difficoltà, momenti magari di gioia, di tristezza, però sappiate che il Signore è qui e noi siamo qua per ringraziarlo ancora una volta e dire: venga il regno tuo, Signore. Questo è l'importante nella nostra vita. Non importa cosa succede intorno a noi, l'importante è mantenere la nostra fede su quello che è giusto, su quello che è puro, come il suo regno. Amen. Che possiamo cantare: venga il regno tuo, e fare la sua opera. Amen. Battiamo le nostre mani. Col cuore, Gesù il nostro Dio, vogliamo annunciare La gloria non a noi, la gloria non a noi, ma sia solo a te. La croce ci salvò, perciò noi pregheremo. Venga il regno tuo,
canteremo, Signore. Canteremo noi la tua maestà, finché tu, Signore, tornerai. Venga regno tuo, Venga regno, venga regno tuo, venga regno tuo. Amen. Continuiamo a innalzare questo Dio meraviglioso. Nella Bibbia noi abbiamo tanti personaggi che hanno vissuto, che hanno visto il viso di Dio, o anche no, però hanno creduto fino in fondo. Per esempio, possiamo prendere riferimento a Ezechiele, Geremia, Daniele. Sono uno dei pochi personaggi che la parola di Dio ci racconta, che hanno vissuto e visto la mano del Signore. E noi vogliamo, come ai tempi di Elia, anche ricordarci quanto il nostro Dio è buono. Cantiamo insieme. Facciamo le nostre mani. Come ai tempi di Elia, il fuoco di Dio chiediamo, e come ai giorni di Mosè, giustizia e pace vogliamo. Ma siamo in tempi di prova, di guerra e fame e terrore, e siamo la voce che accoglie, diamo, prepara la via del Signore. Gesù verrà, Su verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo e insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. come tuo servo Ezechiele, Il soffio di Dio noi attendiamo. Di Dio attendiamo. E come re Davide servo tuo, un tempo di lode innalziamo. Ed ora che c'è la raccolta e i campi son bianchi oramai, noi siamo i tuoi servi ed ancora diamo, venite ritorna il Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo e insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo e insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Chiediamo che Gesù è il nostro Signore. Amen. Gesù è nostro Signore, 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 Gesù è nostro Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo e insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà.
sei buono e continui ad esserlo ogni momento, Signore, ogni giornata, Signore. Quando lo vediamo e quando non lo vediamo, Signore, tu continui ad esserlo perché, come abbiamo imparato ieri, Signore, è nel tuo carattere. Tu sei buono, Signore. Lo sarai sempre, Signore, perché lo sei sempre stato. Aiutaci, Signore, a riconoscere la tua bontà in ogni nostro momento, Signore. Che sia buono, Signore, che sia di felicità e che sia anche un momento più difficile, Signore. Tu sei buono, Signore, stai sempre agendo nelle nostre vite, Signore, anche quando non lo vediamo, Signore. Tu sei sempre buono, Signore. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per quello che sei, Signore, nelle nostre vite, per quello che sei, Signore, in questo mondo, Signore. E noi vogliamo semplicemente innalzarti, Signore. Ti vogliamo glorificare, Signore, portare onore al tuo nome, Signore. Aiutaci in questo momento, Signore, a portare un'adorazione a te, Signore, a portare una lode al tuo nome, Signore, perché sei degno di ogni singola lode, Signore. Aiutaci, Signore, a portare qualcosa di vero, Signore, dal nostro cuore a te, Signore, questa mattina, Signore, in questa giornata, Signore. Partendo da oggi, Signore, ti chiediamo, Signore, che il tuo Spirito Santo, Signore, sia presente qui, Signore, in mezzo a noi, Signore, dentro di noi, Signore, e che ci aiuti, Signore, a capirti meglio, Signore, a capire meglio il tuo cuore, Signore, quello che, Signore, i tuoi disegni, i tuoi piani per le nostre vite, Signore, che possano portare tutto, Signore, gloria a te, Signore, che non siano per noi, Signore, ma solo per te, Signore, solo per la tua gloria. Nel nome di Gesù, Signore, ti preghiamo. Amen.
Come dice in Giobbe capitolo 7, la vita dell'essere umano è come un soffio. E la parola del Signore ci dichiara che siamo polvere e dalla polvere noi torneremo. Molte volte noi pensiamo che siamo in grado di fare da soli, dinanzi a circostanze, a magari quando siamo dinanzi a delle difficoltà. Ma noi non siamo niente, noi non siamo assolutamente niente. E sono sicuro che ognuno di noi qua ha pensato un giorno, cavoli, io non sono niente, dinanzi al Signore. Ma il Signore è venuto per darci la grazia, per darci la salvezza, ci dà la speranza. E vi invito, come una preghiera, a cantare questa canzone che dice: siamo un momento, tu sei per sempre, tu sei il Signore Dio di ogni età. Siamo un vapore, tu sei eterno, amore immenso, tu regni lassù. Santo, santo, Dio onnipotente, degno è l'agnel che morì. La cosa che mi piace di più di questa canzone è che dice il coro: santo, santo, Dio onnipotente, degno è l'agnel che morì. Come i canti degli angeli che dicono santo, santo, Dio onnipotente. E io vi invito a cantare che santo, santo è il Signore, riconoscere la sua sovrania, riconoscere che Lui è l'unico che può cambiare la nostra vita. Dobbiamo mettere la nostra fede dinanzi all'altare del Signore e dire: Signore, io non sono niente, però Tu sei tutto per me. E io un giorno ritornerò alla polvere, ma so che un giorno sarò con Te. Amen, cantiamo insieme. Tu sei per sempre, Tu sei Signore, Dio di ogni età. Siamo un vapore, Tu sei eterno, amore immenso, regni lassù. Santo, santo, Dio onnipotente, Dio è l'agnel che morì. Lode, gloria, forza ed onore siano al Tuo nome, siano al Tuo nome. Soli siamo, Tu ci sostieni, o Redentore e Salvatore. Canto d'amore noi innalzeremo, ci prosteremo e Ti adoreremo. Santo, santo, Dio onnipotente, Dio è l'agnel che morì. Lode, gloria, forza ed onore siano al Tuo nome. Santo, santo, Dio onnipotente, Dio è l'agnel che morì. Lode, gloria, forza ed onore, lode, gloria, forza ed onore siano al Tuo nome, siano al Tuo Voglio sentire la chiesa, santo. Santo, santo, Dichiara. Siano al Tuo nome, Signore. Ancora una volta. santo, santo, Dio onnipotente, Dio è l'agnel che morì. Lode, gloria, forza ed onore siano al Tuo nome, siano al Tuo nome. Ancora. Siano al Tuo nome, siano al Tuo nome. Grazie Padre, perché la gloria, l'onore e la forza appartiene a Te, Padre. Niente è nostro.
tutto è per te e sarà così per sempre. Grazie per il tuo amore, per la tua bontà, per la tua misericordia, Signore. Noi riconosciamo stamattina che non siamo niente, ma tu sei tutto quello che abbiamo bisogno, Padre. Tu sei l'essenziale nelle nostre vite, Signore. Insegnaci, Signore, ad amarti giorno dopo giorno, Padre. Ti ringraziamo, Signore, per questo momento e ti chiedo, Padre, che questa Chiesa possa ricevere il tuo messaggio e che la loro fede, Signore, possa essere rafforzata con quello che tu hai preparato per noi. Ti ringraziamo nel tuo nome. Amen. Potete sedervi. Ok, ottimo. Ringraziamo i fratelli della Lode che come sempre offrono un'ottima introduzione al nostro culto. E vorrei di nuovo dire buongiorno Chiesa, buongiorno a te che vi stai seguendo da casa. È sempre un buon giorno, il giorno nel quale possiamo venire, incontrarci e adorare il Signore. Continuiamo oggi la nostra lunga processione, continuiamo oggi il nostro lungo viaggio che ci ha seguiti sin dall'inizio di quest'anno con un nuovo capitolo di Atti. Abbiamo davvero fatto tanto su Atti, sin da gennaio o febbraio addirittura che stiamo parlando di Atti, e oggi in particolare parleremo di Atti 22. Per chi si fosse perso l'ultimo anno di prediche, Atti è un libro che parla della storia della Chiesa primitiva. Abbiamo visto lungo tutti questi lunghi capitoli, abbiamo visto i viaggi missionari di Paolo, abbiamo visto il Concilio di Gerusalemme, abbiamo visto come la Chiesa si è aperta piano piano ai gentili, abbiamo visto l'azione dello Spirito Santo sulla Chiesa e sulla storia dell'umanità. E Atti 22 è un capitolo particolare, è un capitolo di svolta. Rispetto a tutto quello che è successo prima, siamo appena arrivati alla fine del terzo viaggio missionario di Paolo. Atti 22 si apre con un ciclo di storie incentrato tutto sulla prigionia di Paolo. Adesso inizierà l'ultimo viaggio di Paolo che lo porterà a Roma e poi al martirio. Ed è interessante questa ultima parte di Atti, perché sono andato a cercare e qualcuno ha fatto questo conto e ha calcolato che ci sono in Atti 226 versetti che parlano dei viaggi missionari, che parlano di quello che Paolo ha fatto e gli altri apostoli e di come hanno predicato. Di questi 226 versetti, 47 sono prediche dirette di Paolo, sono parola per parola quello che Paolo ha detto. E adesso arriviamo alla parte che più ci interessa, i versetti che parlano della prigionia di Paolo. In totale sono 239, di cui 97 sono testimonianza diretta di Paolo. Perciò solo da questo semplice calcolo possiamo vedere come la Bibbia dà la stessa importanza, se non addirittura un po' di più, a Paolo prigioniero rispetto che Paolo il predicatore, rispetto che Paolo il missionario. E se avete la vostra Bibbia vi invito caldamente ad aprire in Atti 22. Tu che sei da casa, che magari mi stai seguendo su un altro schermo, approfitta della situazione. Se avete la vostra Bibbia cartacea, meglio. Se non ce l'avete, va bene, telefono, tablet, qualsiasi dispositivo, ok? Atti 22, Nuovo Testamento, è un libro che ormai ci stiamo battendo, come ho detto, già da un anno, già da mesi e mesi. E Atti 22 si apre con la testimonianza di Paolo. Per darvi un po' di contesto, Paolo è andato a Gerusalemme, come abbiamo visto domenica scorsa, è stato subito intercettato dai giudei della regione che lo vedevano come qualcuno che combinasse solo guai, qualcuno che voleva dissacrare i loro tempi, le loro tradizioni, e subito l'hanno voluto prendere e l'hanno voluto uccidere, l'hanno voluto linciare, fino a quando non è intervenuto l'autorità dell'epoca, che era l'impero romano, che l'ha preso e ha deciso di portarlo alla fortezza. No? L'impero romano stava governando tutti quei posti già da diversi decenni e aveva stabilito delle fortezze di guardia per controllare quei territori.
E lì Paolo fa una richiesta inusuale al capitano delle guardie. Gli chiede: posso parlare alla folla? Alla stessa folla che, ricordiamo, era sul piede di guerra, la stessa folla che lo voleva uccidere. Nel capitolo 21, versetto 36, addirittura la folla comincia a urlare a morte con Paolo. Il capitano delle guardie glielo permette e lui di conseguenza comincia a parlargli in questi primi versetti che adesso vi voglio leggere, in particolare il versetto 1, poi i versetti 3 e 5, andrò molto saltando, no? Atti 22 è un capitolo abbastanza lungo, non ho il tempo di non abbiamo la possibilità di stare così tanto su ogni singolo versetto. Ma mi piace l'inizio di questo capitolo, che dice così: fratelli e padri. Che suono caldo, fratelli. Fratelli, siamo così abituati, per chi come me è vissuto tanto tempo in chiesa, a un certo punto arriviamo ad essere abituati a chiamarci l'un l'altro. Ah sì, fratello, ah sì, questo. Una volta mi sono accorto che stavo parlando con un mio amico che non era di chiesa e per raccontargli di qualcosa che è successo gli ho detto: ah sì, c'era quel fratello che mi ha detto. Lui si è girato verso me: in che senso fratello? Vero? Tu non sei abituato come sono io. Ma qui Paolo fa questo momento, si prende questo momento per poter dire fratelli. E la terza parola di questo versetto poi è stupenda perché è padri. Padri perché in mezzo a quella folla c'erano alte autorità dei giudei, non l'intero Sinedrio, quello è un altro momento, ma in mezzo a questa folla c'erano alte autorità dei giudei che Paolo rispettava. Non credevano in quello che credeva lui, erano, possiamo dire, sviate da quella che è la via che noi oggi seguiamo, eppure lui ha scelto di omaggiarli con questo e padri, riconosce da dove viene. Poi il capitolo 22 continua così: ascoltate ciò che ora dico a mia difesa. Ho saltato il versetto, ma qui Paolo sta parlando in ebraico, la lingua del popolo, la lingua di quelli che lo stavano ascoltando. Io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele nella rigida osservanza della legge dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi. Perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Quello che mi piace di questo primo pezzo della testimonianza, della difesa che Paolo dice al cospetto del popolo, è come sottolinei la sua appartenenza. Io sono un giudeo, io sono come voi, io ero dove voi siete oggi. Anch'io ho perseguitato, anch'io ho ucciso, anch'io ho odiato i nemici della mia fede. Io sono come voi, io vi amo, io sono giudeo. Credo che questo sia un punto focale di questa difesa di Paolo, di questo discorso difensivo di Paolo, perché mette come prima cosa, come fondamenta, il fatto che io sono come te. Non sono una divinità, non sono un santo, io sono come te. Io ero dove voi siete oggi. Andando avanti con la testimonianza di Paolo possiamo trovare come lui calchi molto il punto del sono stato chiamato da Dio. Più avanti nei versetti 8, 10, 14 sta scritto: io risposi, questo Paolo che sta sempre parlando, chi sei Signore? Raccontando durante la via per Damasco quando ha visto il Signore. Ed egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Allora dissi: Signore, che devo fare? E il Signore mi disse: alzati, va a Damasco e là ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare. E gli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca. Qui è chiaro come Paolo voglia ricalcare in continuazione: io sono stato chiamato da Dio, non è volontà mia, non sono io che un giorno mi sono alzato e ho deciso di, no, Dio mi ha chiamato, non sono io, ma è Dio.
Lui mi ha chiamato, Lui ha voluto, io sono solo un servo della sua volontà. Qui possiamo addirittura leggere tra le righe: se avete qualche problema con me, rivolgetevi a Lui perché ha scelto Lui. Ma continuando la testimonianza, arriva un certo punto, che possiamo subito collegarlo al precedente, in cui lui sottolinea che lui è stato chiamato a far cosa? Ad essere un testimone delle nazioni. Più avanti nei versetti 15 e successivi: perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. Questo Anania che sta parlando a Paolo, sta profetizzando sulla sua vita. E ora, perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Poi più avanti Paolo: e vedi Gesù che mi diceva, affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me. Paolo, come tutti noi, è stato chiamato ad essere un testimone, è stato chiamato ad essere un testimone fra le nazioni, non per fare qualcosa di particolare, non è stato chiamato a fare miracoli, non è stato chiamato a portare un qualche dono, una qualche abilità, ma è stato chiamato per andare e testimoniare e semplicemente dire: guardate, questo è quello che Dio ha fatto per me. Come ho letto prima nel versetto di Salmi, venite voi che temete Dio e sentite quello che Dio ha fatto per me. Questo è il fulcro della testimonianza, e in particolare mi interessa i versetti subito successivi al 18, perché qui arriva, credo, il miglior messaggio che possiamo prendere dalla difesa di Paolo. Che nei versetti 19 al 21 lui dice: e io dissi, Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano. Questa è la storia molto riassunta di Paolo. Trovate poi la sua storia anche in Atti 9 e potete confrontare come si attiene effettivamente ai fatti. Non si dilunga, non dice qualcosa di non necessario, ma esclusivamente gli dice quello che gli è successo, una vera e propria testimonianza, come qualcuno di noi la farebbe davanti a un ufficiale della polizia. E questi versetti li ho voluti sottolineare perché in questi versetti troviamo proprio il messaggio principale del Vangelo. Un messaggio di grazia. Un messaggio che parte con quel ma. Una parola che quando la impariamo ha un suono così dolce in bocca. Non è così brutto come il no. Una persona mi dice qualcosa e io le rispondo no. È qualcosa che può essere utilizzato per deviare. È qualcosa che può essere utilizzato per dire sì, sono d'accordo con te, ma aggiungo questo, ma devi considerare quell'altro. E poi il versetto 21 si apre in questo modo stupendo con: ma egli disse, va, perché io ti manderò lontano tra i popoli. Questa per me è uno degli esempi più belli che troviamo nel Nuovo Testamento di grazia. Affrettati, battezzati, va a servire il Signore, va a testimoniare su quello che hai vissuto. Io Paolo, io l'assassino, io Saulo, quello che il cui solo nome incuteva timore in tutti i cristiani della zona. Io, Saulo, quello che ha iniziato o è stato uno fra i primi a condannare, a perseguitare i cristiani, quello che ha spinto quasi da solo i primi cristiani ad uscire da Gerusalemme. Proprio io, Signore, io l'assassino, io il ladro, io il peccatore. A cui Gesù risponde molto candidamente: va. Non si mette a sottolineare la sua storia, non si mette a dire ok, sì, sei un assassino, troveremo modo di redimerti. No, va,
Non importa, tu sei stato perdonato. Questa è la grazia di Dio, che non importa il peso dei nostri peccati, non importa quanto pesanti i nostri peccati, tu va a testimoniare, tu va, perché io ti manderò lontano. Questo in particolare ha fatto arrabbiare tantissimo i giudei nella regione, perché quel ti manderò lontano, qua loro non ti ascolteranno. Il versetto 22 continua con la folla della rabbia, con la rabbia della folla che non gli ha più permesso di continuare. Basta, uccidetelo, mettete a morte quest'uomo non è degno di vivere. Che cos'è questo messaggio? Dove mai si è udito che un assassino può convertirsi? Dove mai si è sentito che un ladro, un peccatore, qualcuno di indegno può cambiare da così a così? Perciò trovo che queste testimonianze di Paolo, questa è soltanto la prima che lui fa, possono essere per noi come una sorta di percorso guidato per la nostra testimonianza. Testimonianza usata in questo specifico caso, e come ve lo voglio portare, come difesa della propria fede. Perciò vediamo insieme 3 caratteristiche che addirittura Paolo cita nelle sue lettere più avanti di una testimonianza. Per avere una testimonianza come difesa della propria fede, dobbiamo basarci sullo Spirito Santo. Dobbiamo fare una testimonianza sotto la potenza dello Spirito Santo, così come sta scritto in Atti 1:8, che dice così: «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra». L'intero libro di Atti può essere riassunto con questo versetto: voi riceverete potenza e poi andrete a testimoniare. Testimonierete qui, testimonierete nelle vostre case, testimonierete con i vostri vicini, con i vostri colleghi e testimonierete lontano. Viaggerete. Paolo ha viaggiato in tutta la zona dell'est mediterraneo durante quell'epoca. Nonostante i pericoli, nonostante le persecuzioni, lui ha viaggiato. Perché? Perché ha tenuto a cuore quell'ordine del Signore. Va, perché io ti manderò lontano. Va e testimonia quello che tu hai visto. Va e portali il Vangelo. La seconda caratteristica di una testimonianza efficace come difesa della propria fede la possiamo trovare in 2 Timoteo 1:8, in cui sta scritto: «Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me», questo Paolo che sta scrivendo. Questo in particolare 2 Timoteo è l'ultima lettera di Paolo. Da lì a poco sarebbe stato giustiziato, da lì a poco sarebbe morto per la propria fede. Sta scrivendo a Timoteo, sta scrivendo a un suo discepolo, un figliuolo che gli stava molto a cuore. E gli scrive: «Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, del suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio». Soffri, va, testimonia, non lasciare che nessuno ti tappi la bocca. Parla. In Atti 5 troviamo come dopo le primissime persecuzioni, dopo i primissimi casi dei giudei che hanno cominciato a picchiare, che hanno cominciato a maltrattare i cristiani, c'è un versetto che mi lascia sempre con la bocca aperta. E loro si rallegrarono perché erano trattati così a causa di Gesù. Wow! Soffrivano sì, ma si rallegravano perché, wow, sto soffrendo per la mia fede, sto soffrendo per il Vangelo, sto soffrendo per portare la testimonianza del nostro Signore. Lì possiamo vedere il cambio di prospettiva che ci può essere nella vita di una persona quando lo Spirito Santo agisce liberamente. Non sono più io, non è più il mio dolore, non è più la mia vergogna, ma è la potenza di Dio, ma è la storia di Dio, ma è il Vangelo di Dio. Infine, terzo punto come testimonianza, terzo punto che possiamo ricordarci come testimonianza nella difesa della nostra fede, lo possiamo trovare in 2 Corinzi
13, in cui sta scritto: siccome abbiamo lo stesso spirito di fede, secondo ciò che è scritto, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, perciò parliamo. E credo che questo sia un punto vitale, perché io in primis vi parlo in un modo così candido perché effettivamente mi sono accorto che nella mia storia quante volte io ho sbagliato a testimoniare perché ho dato per scontato che le persone volessero sapere l'idea di Dio in generale, il Dio assoluto, che loro volessero in quel momento che io gli tirassi fuori un trattato di fede cristiana. E quante volte oggi posso guardarmi indietro e accorgermi che, caspita, forse non era quello che loro chiedevano. Forse quello che loro effettivamente volevano erano, ok, ma chi è il tuo Dio? Chi è per te Dio? È interessante questo tema perché quando si parla di difesa della propria fede, sembra che per difenderla bisogna essere dei campioni di apologetica. Sembra che bisogna arrivare lì e cominciare a dare tutte le prove. No, guarda, Dio esiste perché questo, perché questo, perché questo. No, devi capire che Gesù è davvero morto e risorto perché abbiamo delle testimonianze risalenti al tempo dei Romani che dicono che è successo questo e questi disordini e quant'altro. No, ma se tu vai a vedere a Gerusalemme c'è un posto specifico che... Qui Paolo non fa niente del genere. Qui Paolo racconta la propria esperienza personale con Dio. E quando noi siamo lì fuori, mi sono accorto quante volte ho ricevuto la domanda ma chi è Dio? E quante volte invece ho ricevuto un'accusa? Molte più volte ho ricevuto un'accusa. Come fai tu a credere a Dio? Bah, non lo vedo, non lo sento, non abbiamo modo per misurarlo. Perché tu credi in Dio? Non dovresti credere in Dio. O ancora peggio, insulti, ma sei stupido a credere in qualcosa del genere? Non vedi che è una favola per bambini? Ed è qui che entra in gioco la mentalità di Paolo, testimonianza come difesa della propria fede. Poter arrivare e poter dire, io ho avuto un incontro con Dio e lì credo. Perché possiamo stare qua tutta la settimana, sinceramente. Sin dalla nascita di Cristo c'è qualcuno che si è seduto, persone ben più sagge di me, ben più sapienti di me, e si sono messi a buttare giù i motivi per i quali Dio esiste. Ma in verità quello è un po' futile per le persone che ci circondano, perché loro non è che vogliono esattamente quello, loro vogliono capire perché tu li credi, perché tu che sei mio collega li credi. Perciò, quando noi portiamo la nostra testimonianza alle persone intorno a noi, vorrei riportarvi i 3 punti salienti che abbiamo incontrato nella testimonianza di Paolo, no? In particolare il primo, che perlomeno per me è quello che mi dimentico più spesso. Io ero dove sei tu. Il Signore mi ha trasformato? Sì. Ho fatto grandi cose grazie al Signore? Alleluia. Ma io ero come te. Quello che mi piace di questa testimonianza è che è specifica per le persone che lo stavano ascoltando. E credo che anche le nostre testimonianze dovrebbero essere più così. Testimonianze per poterci avvicinare alle persone a un livello più intimo, a un livello più umano e poter dire, sì, io sono un metalmeccanico come te e credo nel Signore. Sì, io sono un operaio proprio come te. E ho avuto un'esperienza con il Signore. Sì, anch'io come te. Sono un medico, sono un ingegnere, sono un avvocato. E credo in questo Dio di miracoli. Io sono come te. Noi siamo uguali e così come Dio ha potuto agire nella mia vita, Dio potrà agire nella tua. Vorrei lasciarvi questo ultimo versetto in Isaia. In Isaia 43,10 in cui sta scritto: i miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi e il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate
e riconosciate che io sono. Non ho bisogno di palesarmi nella vita delle persone sotto forma di miracolo, sotto forma di luce, sotto forma di esperienza che travolge la tua vita. No, perché? Perché io ho voi come testimoni, dice il Signore. Perché voi sapete. Di nuovo prendendo quel piccolo pezzo di citazione di 2 Corinzi 4,13, ho creduto, perciò ho parlato. Io ho creduto, io ho visto, perciò io parlo. Io sono come te. Io sono un giudeo. Io sono uno studente. Io sono operaio, metalmeccanico, medico, ingegnere. Qualsiasi cosa che vi permetta di avvicinarvi a una persona per poter dire io sono come te. Ma il Signore mi ha cambiato. Ma ho ricevuto questo messaggio di grazia. Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, per questa giornata che ci hai dato. Vogliamo rendere a te tutta la lode, tutto l'onore, perché solo tu lo meriti, Padre. Ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo di stare insieme con i fratelli. Ti ringraziamo per quello che fai, per le potenti cose che fai in mezzo a noi. E ti ringraziamo, Padre, per la vita dei nostri fratelli e per la testimonianza che ci hai permesso di avere. Ti prego, Padre, di benedire le nostre vite, le nostre giornate, le nostre amicizie, in modo che possiamo portare la nostra testimonianza alle persone che ne hanno bisogno. La nostra testimonianza agli afflitti, la nostra testimonianza ai prigionieri, in modo che possiamo portare la tua buona notizia. Ti prego, Padre, di aiutarci a testimoniare sotto la tua potenza, con le tue parole. Ti prego, Padre, di aiutarci a testimoniare senza vergogna, senza indugio, facendo riferimento a quello che noi abbiamo vissuto. Vogliamo avere una vita più vicina a te, Padre. Vogliamo vivere insieme a te, Padre, per poi poter raccontare alle persone tutto questo. Ti ringrazio ancora, Padre, per le opportunità che avremo durante le nostre giornate, durante la settimana, per poter parlare con persone che un giorno, speriamo, possiamo chiamare fratelli. Ti chiediamo perdono, Padre, per quelle volte che abbiamo avuto la possibilità ma non abbiamo aperto bocca, per quelle volte che abbiamo avuto vergogna, quelle volte che non abbiamo parlato. Ci appelliamo alla tua infinita grazia, Padre, affinché tu possa perdonarci e tu possa offrirci nuove opportunità per testimoniare, per difendere la nostra fede in te. Tutto questo noi te lo chiediamo non perché ce lo meritiamo, ma sempre per la tua infinita grazia e per il sangue versato dal tuo figliolo Gesù. Amen. Invito il gruppo di lode per il nostro momento di decime, di offerte, ricordando come questo non è solo un momento nel quale portiamo i nostri averi davanti al Signore. Questo è un momento nel quale noi santifichiamo una parte di noi, una parte molto tangibile di noi per il Signore. Questo è un momento nel quale ridiamo indietro le benedizioni che il Signore ci dà durante la nostra vita. Cantiamo insieme. Vi invito ad alzarvi adesso per il nostro momento di offerte e che possiamo continuare a lodare il nostro Signore insieme, a gioire che siamo qui riuniti proprio per questo, proprio per ringraziare il Signore perché siamo in piedi, possiamo lodarlo con le nostre voci e cantiamo. Battiamo le nostre mani. Faremo col cuore, Gesù è il nostro
che, Signore, abbiamo potuto ascoltare il tuo messaggio per noi questa mattina, Signore. Abbiamo potuto, Signore, sentire, Signore, di questo esempio di come, Signore, tu vuoi semplicemente che noi, Signore, testimoniamo di quello che tu hai fatto nelle nostre vite, Signore. Non importano fatti, Signore, non importano, Signore, date avvenute, Signore. Quello che tu vuoi che facciamo, Signore, è che apriamo il nostro cuore, Signore, alle persone, che parliamo sinceramente, Signore, semplicemente di quello che tu hai fatto in noi, Signore, di come tu hai cambiato le nostre vite, di come tu, Signore, l'hai girate sotto sopra, Signore, perché potessimo, Signore, portare, Signore, gloria a te, Signore, perché potessimo, Signore, innalzare te, Signore, con le nostre vite, Signore, in primo, Signore. Ti vogliamo ringraziare per questo, Signore. Dacci, Signore, il coraggio per fare la tua volontà, Signore, per parlare di te, Signore, quando ci sono le opportunità, Signore, di portare questo messaggio di salvezza, Signore, alle persone che ancora non ti conoscono, Signore, per fargli sapere semplicemente, Signore, quello che tu sei per noi, Signore, perché quando parliamo dal cuore, Signore, le persone sentono, Signore, quando parliamo di quello che noi abbiamo vissuto, Signore, aiutaci a fare questo, Signore, nelle nostre vite, che possa essere una cosa giornaliera, che possa essere una cosa, Signore, sorprendici di come tu lavori, Signore, di come tu puoi lavorare nelle nostre vite, Signore. Noi mettiamo le nostre vite, Signore, nelle tue mani, ti chiediamo che la tua volontà sia fatta, Signore, in noi, Signore, e per gloria tua, Signore, per portare la tua parola, Signore, per portare il tuo amore in questo mondo, Signore, che ne ha disperato bisogno, Signore. Ti ringraziamo per quello che stai facendo, Signore, per questa mattina, Signore. Ti chiediamo di benedire il resto della nostra giornata, delle nostre settimane, Signore. Benedici le persone qui presenti, Signore, che ci stanno ascoltando, Signore, e anche chi non c'è, Signore. Benedici le loro vite, le loro settimane, Signore. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen. Potete sedervi. Prova. Ok, vi rubo ancora soltanto 2 minuti per il nostro momento degli annunci. Andiamo in ordine cronologico, che così me li ricordo meglio. Prossimo fine settimana ci sarà il nostro convegno delle coppie, perciò non spaventatevi se venite qua sabato e domenica, improvvisamente ci sono meno persone. Sarà un'esperienza bellissima, un'enorme esperienza di benedizione per tutte le coppie presenti, perciò se volete, se potete, durante la vostra settimana, pregare affinché questo convegno possa filare tutto liscio, affinché le persone possano ricevere davvero un'esperienza. Poi abbiamo non la prossima domenica, ma la domenica ancora dopo, ok? Fra 14 giorni, domenica 29, avremo la nostra assemblea ordinaria dei membri. Se fai parte di questa chiesa, se sei un membro, ti invito caldamente a partecipare. È sempre un momento in qualche modo di culto al nostro Signore, nel quale ci riuniamo per definire soltanto i puntini sulle i dell'organizzazione molto umana della nostra Chiesa, ok? Perciò se sei membro, per favore, liberati dagli impegni. Ci sarà la prima convocazione all'1:30, la seconda convocazione alle 2, perciò ci sarà tempo di uscire da qui, mangiare, pranzare insieme, magari a qualcun altro, a qualche altro membro, oppure ti puoi portare pranzo al sacco. L'importante è essere qui domenica 29 ottobre alle 2, ok? Domenica 29 ottobre, per favore non mancate, vi aspettiamo, ok? Poi il 31 avremo una festa qui con giovani e adolescenti, ok? Un white party, in cui il tema sarà vestirsi completamente di bianco. Sarà un momento di sempre lode e celebrazione al nostro Signore, ma anche di divertimento, di festa, di allegria, ok? Perciò in particolare a giovani e adolescenti, se avete un amico da invitare, se avete un nemico da invitare, ancora meglio, venite, portatevi amici, parenti, chiunque,
ok? Sempre il 31. Poi avremo, verso la fine di quest'anno, il nostro Winter Camp? Winter Camp? Poca voglia oggi. Ma va bene, avremo modo nei prossimi mesi di insegnarvi ad esultare un po' meglio, ok? Rimanete sintonizzati, abbiamo molto probabilmente trovato una struttura che ci possa accogliere, che possa accogliere i nostri numeri, ok? Indicativamente l'ultima settimana dell'anno, ok? Winter Camp, vi aspettiamo numerosi, un ottimo evento per giovani e adolescenti, ok? Poi naturalmente per i dettagli potete sempre parlare con i pastori. I nostri incontri infrasettimanali e fine settimanali continuano come sempre, i nostri incontri di preghiera, le nostre cellule, i nostri gruppi di studio e i nostri culti. Sì, ho detto tutto, non ci dovrebbe essere nient'altro, perciò... Ok, l'incontro oggi, grazie Emerson per avermelo ricordato, l'incontro oggi 15 ottobre ci riuniremo qua con i membri della Lode e tutti i ministeri affini in un'esperienza, in un workshop, in modo da poter sempre di più migliorarci, in modo che possiamo sempre più lodare il nostro Signore al massimo delle nostre capacità. Perciò per tutti gli interessati chiedo di essere qui alle 2, ok? Alle 2, se è la prima volta che lo senti e fai parte della Lode, ti conviene cercare un piano in fretta per essere qui presente alle 2. Passeremo un pomeriggio insieme nel quale possiamo davvero migliorarci a vicenda e possiamo crescere insieme con il Signore. Detto tutto questo, io vi saluto, tu che sei da casa ti ringrazio per averci seguito e per il resto, ciao! Buona domenica, Dio vi benedica.